la lavorazione? Allora, l'ora è propizia, il profumo che c'è qui in studio altrettanto, perché abbiamo dei prodotti che sono aperti, c'è uno spec e non soltanto, adesso ve li illustreremo, e per cui adesso apriamo la parentesi, dopo le famiglie, i bambini, l'opportunità, poi parleremo anche degli eventi sportivi, come si fa a smaltire tutto quello che si mangia. Dedichiamoci adesso all'enogastronomia e agli eventi anche legati in questi territori contigui all'enogastronomia, al mangiar bene, i prodotti tipici. Innanzitutto, descrizione di quello che abbiamo sul nostro tavolo. Allora, abbiamo dei prodotti che sono tipici del Trentino e dei nostri territori, sono tutti prodotti a chilometro zero, quindi sicuramente lo speck, che è una delle cose più apprezzate da chi viene in Trentino, e lo potete mangiare dalla mattina alla sera, quindi dalla colazione. Lo cercano proprio. Sì, lo cercano, lo annusano proprio, lo stiamo sentendo noi questo profumo, e viene prodotto dalle nostre macellerie in località, quindi anche con gli animali che poi vivono al pascolo, ed è proprio quello che loro mangiano all'aria aperta, e la cura e la passione con cui i nostri allevatori locali si dedicano a questi animali, che poi rendono ancora più buoni questi prodotti. Le occasioni di consumo sono molteplici, ovviamente, dalla colazione al pranzo, alla cena, poi li trovate nei canederli, li ritrovate nei ravioli, in tantissime forme. Sì. In tantissime forme. Tanto in Alpe Cimbra quanto in Val Sugana, quindi sì, è una zona estesa. Diciamo che lo speck è comunque un prodotto che si trova in tutte le parti, poi ci sono diverse lavorazioni, magari da noi ci sono delle macellerie che lo lavorano in una determinata maniera, quindi lo affumicano per più tempo oppure lo speziano un po' di più, però diciamo che si può trovare sia da noi che da loro. Sì, questi sono dei prodotti proprio tipici del Trentino, come il miele, di cui il Trentino insomma va fiero. Anche qui, anche il miele lo possiamo abbinare con i nostri formaggi, i formaggi delle malghe, quindi il miele con i formaggi. Il miele con i formaggi, sempre. Noi abbiamo questo formaggio che ci accomuna, che è il formaggio Vezzena, il cui nome arriva proprio dall'omonima montagna, e il miele col formaggio Vezzena è sicuramente la sua morte, sì, soprattutto di chi lo mangia, ma parliamo sempre di prodotti molto naturali, molto sani, e quindi che utilizzati con le opportune proporzioni aiutano anche a recuperare le energie. E poi anche nelle puntate precedenti tu sai che sia rispetto al Vezzena che alla carne salata ci sono anche poi questi miti, no? Queste storie raccontate dai turisti che dicono che gli danno insomma un'energia particolare. Specialmente se mangiati in malga, magari dopo una passeggiata, allora dicono che è comunque questo momento, diciamo, esatto, di rafforzo della propria vitalità. La grappa, ovviamente, la grappa trentina, qui abbiamo una grappa della Marzadro, e poi ci sono i vini che si accompagnano durante il pranzo e la cena, il marzemino, piuttosto che altri uvaggi che rendono veramente particolare poi l'enogastronomia. Io volevo dire solo una cosa: abbiamo un vino particolare in Val Sugana che viene raffinato sotto le acque del lago di Levico. È un vino, è un Trento DOC, è uno spumante trentino con un metodo classico, e viene messo in alcune gabbie di ferro e viene messo sott'acqua, sotto le acque del lago di Levico, perché dicono che la temperatura sia perfetta, come avere una cantina. Caspita, quindi è anche una cosa molto particolare. Molto particolare, sì. Che caratteristiche presenta questo vino? È un vino frizzante, uno spumante, un vino frizzante dell'uva, un uvaggio che viene coltivato proprio lì da noi sulle rive del lago e sulla collina, diciamo, di Levico, di questa cantina, una cantina familiare, ed è veramente buono. L'abbiamo assaggiato per la prima volta l'anno scorso a maggio, che è stato tirato su dal lago di Levico, e era perfetto. Quindi, ma è una novità questo? È una novità, sì, è proprio una novità. Ancora dovete partecipare alle grandi kermesse per assurgere a livelli importanti. Esattamente, sì, però è una cosa che abbiamo visto molto particolare, perché poi quando si racconta anche che il vino viene raffinato sotto le acque, è qualcosa di particolare che sicuramente invoglia ad assaggiarlo. Bellissimo questa. La curiosità, ci sono DOP?
Ci sono DOP, nel nostro caso abbiamo il formaggio Vezzena, se non sbaglio, vero? Il Vezzena, che è un presidio slow food, ma in generale poi nel Trentino, a partire dall'olio ai vini, infatti anche l'olio. Molti hanno ricevuto questo tipo di certificazione. Le nostre strutture ricettive cercano di mettere in tavola il più possibile i prodotti del Trentino, i prodotti a chilometro zero, perché comunque l'esperienza di vacanza in Trentino è anche un'esperienza enogastronomica. Le nostre strutture ricettive sono quasi sempre, nella maggior parte dei casi, strutture familiari, allora questo dà ancora di più una garanzia sulla qualità dei prodotti, sull'attaccamento al loro territorio, e quindi sono gli albergatori e i ristoratori che ci tengono proprio a proporre e a presentare questi prodotti, che rendono anche l'esperienza proprio culinaria, enogastronomica, un momento fondamentale della vacanza nei nostri territori. E per fare questo ci siamo inventati già da qualche anno in realtà un evento che sta andando molto bene, che piace ancora una volta sia ai grandi che ai piccoli, che sono le albe in malga, quindi da giugno a settembre. Quindi giugno, partono con giugno. Partono con giugno, sia in Valsugana che sull'Alpe Cimbra. Vi è un calendario di queste iniziative bellissime. Tu sai che noi ci teniamo sempre a provare le cose, perché nel momento in cui ve le veniamo a consigliare vogliamo anche essere sicuri che vi stiamo proponendo una cosa che non potete lasciare sfuggire, e Albe in Malga è sicuramente una di queste. Quindi ci si alza prestissimo, vi è la possibilità di dormire direttamente nelle malghe, oppure laddove si preferisca si alloggia in una struttura che rimane nel centro dei nostri paesi, e poi la mattina si sale in quota. In ogni caso ci si alza prestissimo, alle 4:30, prima del sorgere del sole, tutti in piedi. I bambini sono frizzantissimi, non c'è bisogno di chiamarli o di dirgli presto presto, sono già in piedi quando suona la sveglia. Quindi con il buio ci si alza e si esce, si vanno a recuperare le mucche che sono all'alpeggio, e tutti insieme si riportano in stalla. Quindi il divertimento è incredibile, perché si diventa dei piccoli malghesi esatto, o malghesi o malgari, e quindi tutti adottano alla fine una mucca. Poi magari la Valsugana ci racconta anche di questa iniziativa che adotta una mucca, ma le riportiamo alla stalla. Quando si arriva in stalla poi siamo noi a mungere le mucche, un altro momento entusiasmante, perché lo vediamo fare in televisione, i bambini pensano che il latte venga prodotto nei supermercati o che la mucca sia bianca e viola, no? Invece queste mucche sono proprio belle, hanno degli occhioni enormi e si lasciano mungere, e poi con questo stesso latte i nostri malgari preparano i formaggi, quel formaggio che poi mangeremo insieme a loro sulle malghe. E quindi è un'esperienza veramente unica e che ci sta dando grande soddisfazione. E poi appunto questa iniziativa di Valsugana, che adotta una mucca, che devo dire è veramente bella. Si può adottare la mucca da noi. È un progetto che è nato diversi anni fa, al quale partecipano circa 15 malghe del nostro territorio, molte anche sull'altopiano di Vezzena, che è l'altopiano che divide noi e l'Alpe Cimbra. È un progetto a scopo benefico. Con 60 euro tu puoi decidere da un catalogo quale mucca adottare, in quale malga. Ci contatti, noi ti mandiamo a casa la carta d'identità della mucca, e con la mucca tu puoi andare durante l'estate, quindi dal 15 giugno al 15 settembre, nella malga dove hai adottato la mucca, a far visita alla tua mucca e a ritirare 50 euro di prodotti caseari. Quindi è un costo di 60 euro, 10 euro vanno in beneficenza per progetti solidali sui bambini, e 50 euro invece ti vengono restituiti in prodotti, burro, formaggio, ricotta. Quello che vuoi portarti a casa te lo puoi portare a casa, oltre ovviamente al ricordo della tua mucca, al ricordo della giornata in malga. Assolutamente, molto carina questa cosa qua, poi immagino che piace, insomma, a prescindere dall'età, è sempre... Sì, no, piace a tutti, e sono esperienze che poi coinvolgono il nucleo familiare, ma non necessariamente le famiglie, perché poi ci sono persone che sono comunque single o anche la varietà più ampia, diciamo. L'anno scorso abbiamo adottato 1500 mucche. Mamma mia, sono tantissime. E sono tante, adesso ne abbiamo già 700 in adozione, quindi quest'anno sarà un boom
ancora di più rispetto all'anno scorso, e quindi è un progetto che ci sta dando delle belle soddisfazioni, soprattutto perché ti fa conoscere quel mondo dell'alpeggia che magari è stato tralasciato un attimo, e quindi anche la gente che viene dalla città, andare in Malga, visitare la mucca e passare una giornata così diversa è sicuramente un'esperienza nuova. No, è bellissima. A proposito di malghe, di mucche, cioè, da quando è che si apre la stagione delle malghe e ci sono iniziative appunto relative alla malga? Allora, la stagione parte in questi giorni, quindi diciamo che dal prossimo weekend è ufficialmente con inizio giugno dovrebbe essere. Con il prossimo weekend le malghe aprono, poi quindi le mucche vengono portate già in alpeggio? Sì, diciamo che le malghe iniziano ad aprire, poi le mucche vengono portate verso la metà di giugno all'alpeggio, perché la temperatura si alza, deve un attimo alzarsi. Le iniziative sono in particolare Albe in Malga, ma poi sono le malghe stesse che organizzano delle iniziative anche singoli. Poi noi arriviamo a fine stagione con la Desmontegada Cimbra invece, che sarà a metà settembre, dove le riportiamo nelle stalle. Anche questo è un altro bellissimo evento, le mucche vengono tutte addobbate con le corone, con i cuori, sono bellissime, e quindi dall'alpeggio le riportiamo nella stalla dove trascorreranno poi la stagione invernale. Quindi ci sono tanti momenti proprio legati alle malghe, ai formaggi, che sono un elemento insomma molto importante nella vacanza nei nostri territori. Tanto in Alpecibra quanto in Valsugana. Sì, assolutamente. Noi quest'anno abbiamo questo nuovo evento che stiamo per lanciare di settembre. Sarà sempre una transumanza, non sarà delle mucche ma sarà delle pecore. Sarà una transumanza delle pecore, quindi si chiamerà Dal Lago Rai, che è questa catena montuosa che divide noi e la Val di Fiemme, e da lì partirà questo gregge e si arriverà nel paese di Pieve Tesino, che è sull'altopiano del Tesino, dove ci sarà questa festa della transumanza, e poi il gregge ripartirà perché verrà verso il Piave, dove di solito i greggi arrivano. In che periodo avviene questa? Settembre? Questo avviene a metà settembre, dal 16 al 18 di Magari settembre. Lo ricorderemo ancora. Lo ricorderemo più avanti. Sì. Ecco, per dare un connotato geografico, lui ha nominato la Val di Fiemme, no? Che magari, come dire, non viene abbinata in maniera così automatica ai nostri territori. In realtà la Valsugana confina con la Val di Fiemme e la Valsugana confina con noi. Quindi questo è un altro aspetto da considerare per chi vuole fare anche una vacanza itinerante, che sia il trekking o che sia la bike. Questi territori sono vicini, quindi si può andare a San Martino, che è il territorio più vicino, da San Martino arrivare alla Valsugana e dalla Valsugana arrivare all'Alpecimbra, o viceversa, e poi continuare fino al lago di Garda. Sembrano, come dire, lontani, ma in realtà sono territori molto vicini. Ma è vero, perché da quel che dite voi si raggiunge rapidamente, uno non ci pensa perché va per punti fissi, no? Invece essendo collegati... sono collegati anche in bicicletta, perché come diceva Daniela c'è questo bellissimo percorso del Grand Tour che per gli appassionati e più esperti di mountain bike. Di sport, infatti, è importante. Ne parlavamo fuori onda, non confondiamo, i nostri telespettatori non lo sanno. Cos'è questo percorso? È un percorso per mountain biker che percorre diverse tracciati, da strade forestali a percorsi di downhill, che collega diversi territori, come diceva Daniela, dalla Val di Fiemme, la Val di Fassa, San Martino di Castrozza, la Valsugana e poi l'Alpecimbra, e quindi un percorso che si può fare in diverse tappe, quindi da 5-6 giorni, e che accomuna questi territori e che ti fa vedere veramente 1000 sfaccettature, dai 2000 metri di altitudine dei percorsi fino alla ciclabile che abbiamo in Valsugana. Prima dicevate che noi non eravamo ancora in onda, che c'è un percorso da Bassano che porta fino al vostro territorio. Sì, c'è la ciclabile della Valsugana, che è questo percorso che collega il lago di Caldonazzo con Bassano del Grappa. Sono circa 80 km pianeggianti e che si possono percorrere in bicicletta in totale tranquillità, perché è proprio una ciclopista, e se ce la fai a fare 80 km andata, 80 e ritorno va benissimo, altrimenti puoi arrivare a Bassano del Grappa o viceversa, se parti da Bassano del Grappa arrivare al lago di Caldonazzo e tornare in treno, perché c'è la possibilità di caricare le biciclette sul treno, oltre ai 2 servizi di bike sharing invece che ci sono nel nostro territorio, quindi tu puoi noleggiare la bicicletta a Bassano del Grappa e lasciarla a Pergine o a Levico Terme e ritornare in treno.
Caspita, è bella questa cosa qua, alternativa veramente. E allora apriamo il capitolo, vediamo prima magari se riusciamo prima dalla pubblicità una parte, qua vediamo già le immagini. Lo sport che non solo mangiare, non solo gozzovigliare, poi diciamo prendere il sole. La giustificazione poi per mangiare senza troppi scrupoli di coscienza, no? E quindi è uno sport che è innanzitutto bike e trekking, queste sono le due attività principali. Per la bike l'offerta è veramente ampissima, dalle realtà più adrenaliniche come i bike park, che hanno però sempre dei percorsi di varia difficoltà, quindi al di là di quelli che sono veramente bravi, lo possiamo provare tutto nel percorso, l'equivalente della pista azzurra, insomma, per chi va a sciare. Alla mountain bike tradizionale su percorsi che spaziano attraverso i territori o anelli molto lunghi, nel nostro caso l'anello della 100 km dei Forti, che è un percorso molto rinnovato. Tra l'altro dal 10 al 12 giugno avremo la prossima edizione della 100 km dei Forti, che si sta preannunciando un'edizione da record, tanti iscritti, 2000 metri di slivello, quindi per persone preparate, ma che possiamo affrontare anche su più giorni, quindi facendo tappa su Folgaria, poi su Lavarone, poi su Luserna, quindi ce la prendiamo con un po' più di calma. Ma la grande novità dell'estate, e l'invito è veramente a tutti di provarla, perché si apre un mondo, è l'e-bike, la mountain bike elettrica. Ora, quando si parla di mountain bike già uno dice: ma io ce la posso fare, non ce la posso fare, se poi la devo fare comunque in montagna, uno, come dire, il problema è che dice: se adesso vado giù di qua e poi mi attendo una salita con la e se non ce la faccio, e allora con i bike invece ce la facciamo tutti. Allora, non è un motorino, quindi non pensiamo che sia una moto e quindi non dobbiamo fare assolutamente nulla, però decidiamo quanta fatica fare, perché queste bici, che poi sono molto belle, che i nostri noleggi mettono a disposizione, sono delle bici professionali dove si può decidere di lavorare semplicemente con le gambe oppure di darci un aiuto, fino ad arrivare ad un aiuto importante quando si passa sulla modalità height o comunque più sportiva, dove quando vediamo la salita ci facciamo dare una mano. Allora io vi porto la mia esperienza, l'ho provata proprio questo fine settimana e mi si è aperto un universo. La differenza è di avere la garanzia di poter comunque arrivare. Sono bici che hanno 100 km di autonomia, quindi una percorrenza molto lunga. Pensare a 50 km di mountain bike in montagna insomma è impegnativo per tutti. Prima uscita io ne ho fatti 53, ho fatto comunque un po' di fatica, ho deciso quante farne, ma sono arrivata felicissima, e quindi l'invito è veramente di affrontare quest'estate tutti con un impegno, di venire nei nostri territori e di provare l'e-bike, perché ci consentirà di andare in luoghi che altrimenti non vediamo, perché non ci arriviamo con la macchina, anche a piedi 50 o 60 km non sono da tutti, ma con l'e-bike si fanno, e si fanno in 3 ore, quindi non è necessario star fuori tutta la giornata. Quindi veramente l'e-bike è il futuro per la montagna, perché darà a tutti la possibilità di andare a scoprire questi posti di cui magari parliamo e che però non ci possiamo arrivare, perché ripeto, o a piedi o con la bicicletta normale non è nelle nostre corde. Con l'e-bike lo possiamo fare tutti. Ecco, i percorsi, perché quello è un po' il problema, i tracciati, no? Quindi dopo vediamo, ci sono mappe, perché quello i percorsi ci sono tutti mappati col GPX. Aderiamo ad una app che si chiama Outdoor Active, quindi che potete scaricare, e da lì trovate i percorsi GPX sulla Valsugana e sull'Alpe Cimbra, quindi già oltre alle tantissime cartine che comunque realizziamo e che danno questo è importante, perché è sempre il problema dei percorsi tracciati, sentieri, no? Poi sono tutti segnalati, perché quindi voglio dire, tra il GPX o chi non sa usare il GPX, perché poi non è che lo sanno usare tutti, tutti, uno dice come lo guardo, come lo giro, insomma. Ho visto persone che ecco, esatto, cioè da che parte lo giro. Allora, i percorsi sono tutti tabellati, quindi basta seguire le frecce. In ogni caso i percorsi sono stampabili anche da casa entrando nei nostri siti. Nel caso dell'Alpe Cimbra noi abbiamo realizzato anche una mappatura 3D, quindi voi vi sedete davanti al computer, lo accendete e volate in maniera virtuale su tutto il territorio e vi disegnate il vostro percorso.
percorso. Lungo questo percorso individuerete le strutture ricettive, gli chalet, i noleggi, quindi già da casa vi potete preparare in maniera personalizzata anche quella che è la vostra rotta sul nostro territorio, quindi le dotazioni che mettiamo a disposizione poi per muovervi e per semplificarvi anche questo tipo di esperienza sono veramente importanti, e i nostri siti sono poi veramente il contenitore a cui far riferimento per trovare tutte le informazioni. Aggiornati, sì, uguale, non abbiamo il 3D, però insomma più o meno ci siamo, abbiamo tutte, sono piccole chicche. Esatto, sono piccole chicche, ma abbiamo tutti i percorsi tracciati, cartine, cartelli, quindi ci si può organizzare. Poi, come diceva Daniela, che le si è aperto questo mondo, vedi veramente la soddisfazione del turista quando riesce a fare la Kaiserjägerweg, che è questa strada militare della prima guerra mondiale che porta sull'altopiano di Vezzena, e che sarebbe improponibile per uno che non va in bicicletta normalmente. Arriva in cima e dice: oh, che bello, ce l'ho fatta, sono arrivata. No, ma infatti io l'ho vista quando è arrivata qua prima della trasmissione, io ho capito che si era aperta una via del percorso di illuminazione. Poi, quando noi parliamo di bikers abbiamo entrambi un protocollo che ci ha permesso di creare questo prodotto bike, che coinvolge le strutture alberghiere, i bike rent, i bike chalet. Questo significa che alloggiando in uno dei nostri bike hotel, già l'hotel vi darà tutte le informazioni, loro conoscono tutti i percorsi. Se poi la bici la noleggiate, avete comunque sempre un riferimento, perché quello che noi chiamiamo il servizio scopa, quindi se succede qualcosa saranno i noleggiatori stessi che vi vengono a recuperare, quindi sarete sempre accompagnati da qualcuno nella scoperta proprio della dimensione bike. Andiamo in tante pubblicità, meditate sui vostri percorsi e anche su tutte le opportunità. Torniamo insieme tra poco.